Il calcio è fantastico finché... Per fortuna c'è Rebellato Medical Group. Partiamo da una cosa di contorno, tra virgolette, ovvero la diretta, finalmente insomma su un palazzetto la possibilità di ospitare le telecamere, diciamo, importanti, tra virgolette. È sempre una bella occasione per dimostrare comunque la nostra bella realtà. È uno spot per il futsal perché abbiamo comunque, oggi è stata una bella partita, combattuta. Chi ha potuto seguire la partita qui al palazzetto o in televisione sicuramente si è divertito. Ecco, c'è stata molta presenza di pubblico questa sera, insomma una buona cornice da questo punto di vista. E il pubblico si sta piano piano avvicinando sempre di più a questa anche nuova location e siamo felici, veramente vi invitiamo a continuare a venire a sostenerci perché abbiamo bisogno, è un campionato difficile ma anche bello, molto bello. Un primo tempo giocato molto bene, poi nella ripresa è stato decisivo come spesso accade la lotteria del portiere di movimento. Abbiamo dominato la partita e dispiace, questo è un rammarico che abbiamo perché l'80% del tempo l'abbiamo dominato e la lotteria del quinto uomo purtroppo ci ha penalizzato. Siamo stati un po' sfortunati, mi dispiace, c'è un po' di rammarico, sono un po' avvilito. Però avanti sempre perché abbiamo comunque dimostrato di giocare bene, abbiamo dimostrato di avere lo spirito giusto e possiamo dire la nostra. Adesso c'è questa trasferta complicata anche per il fatto che gli avversari hanno giocato prima, insomma una programmazione che vi può mettere in difficoltà da questo punto di vista. Sì, andiamo su un campo difficilissimo, di una squadra agguerrita, di una squadra tra l'altro costruita per vincere il campionato, non dobbiamo dimenticarlo, quindi sarà una trasferta veramente, veramente difficile. Andremo a testa alta, proveremo a fare il risultato e poi ci si ritrova qui sabato. Allora peccato per questo finale. Sì, sicuramente dopo 2-0, un po' di fortuna, ha fatto bene il portiere in movimento, però peccato per la fine, che è una cosa inguardabile, ogni volta succede queste cose con gli arbitri, però non possiamo dire niente. Pensiamo avanti, già mercoledì c'è un'altra e niente. È stata una partita che avete condotto bene e magari dovevate fare qualcosa in più in attacco secondo te? No, sicuramente abbiamo creato tanto, questa volta non siamo riusciti a buttare dentro tante palle, però succede, dai. Peccato alla fine, questo discorso portiere ovviamente è sempre una lotteria. Speriamo bene e dai, dobbiamo andare avanti. È un campionato davvero molto difficile, ogni partita c'è veramente da lottare tanto. Sì, ogni squadra adesso è un campionato equilibrato, però dobbiamo tifare anche per il discorso degli arbitri che viene a fare queste partite. Sicuramente abbiamo una bella squadra, dobbiamo andare avanti, pensare partita a partita e dopo alla fine speriamo di raggiungere il più alto possibile. Allora, campionato ad alto ritmo, come dicevi tu, insomma adesso c'è la trasferta di Torino. Sì, peccato che abbiamo giocato oggi, abbiamo un giorno da riposare e dobbiamo già andare. Loro hanno giocato venerdì, hanno avuto 2/3 riposo e niente, dobbiamo pensare a giocare, cosa possiamo fare. Non c'è niente da fare, solo andare avanti. Anche per insomma interrompere il tabù trasferta. Quello sì, dobbiamo fare anche bene, abbiamo la prima partita per me fuori casa, abbiamo poi sbagliato, abbiamo stato sotto il ritmo nostro e adesso speriamo bene, questa trasferta fare meglio, quello che stiamo a fare a casa. Massoterapia, il potere delle mani, un benessere profondo. Prenotala da Rebellato Medical Group.